Dopo la protesta dei genitori, riunione al comune per trovare da subito una soluzione in favore dei bambini disabili. Al sindaco intanto ha scritto l'arcivescovo di Agrigento. La caserma dei carabinieri di Naro intitolata al maresciallo Calogero Vaccaro, ucciso dalla mafia. Rischio cedimento per una strada che l'AICA non riesce a sistemare a Fontanelle. Cateno De Luca di Sud Chiama Nord pronto ad entrare in un governo di centrodestra, ma da numero 2. Bentrovati da TVA Notizie. Dopo la protesta dei genitori dei bambini disabili questa mattina al comune di Agrigento, una riunione per trovare una soluzione sollecitata anche dall'arcivescovo di Agrigento. Le interviste. Che risposte darà il comune a queste persone che chiedono quantomeno il ripristino delle vecchie di quello che erano, diciamo, le vecchie tariffe? Il problema non è il ripristino delle vecchie tariffe, il problema è comunque di andare incontro a tutte le esigenze dei genitori e anche dei bambini più fragili. Vediamo di trovare una quadra e vedere anche di trovare le risorse economiche che tra parentesi abbiamo chiesto anche al governo regionale. Aspettiamo delle risposte e vediamo. Lei è fiducioso in questo senso che arrivino queste risposte? E questo non lo so, non so rispondere a questa domanda, non so il governo regionale in base al bilancio che loro stanno mettendo in finanziaria cosa faranno. Sono Buterastella, sono in rappresentanza dell'associazione Nuove Ali. Quello che chiedono i genitori in questo tavolo tecnico è il ripristino delle ore decurtate in maniera unilaterale dall'amministrazione comunale, motivo per cui i genitori chiedono che venga ripristinato l'intero servizio. Quanti erano prima le ore e quanto c'era? Le ore vengono stabilite dal GLO, non c'è un numero di ore uguale per tutti perché dipende dal bambino e dalle necessità. La riduzione è del 40%. 40%. Pensa che questo tavolo arriverà a una conclusione o no? Noi lo speriamo, ce lo auguriamo. Premesso che per me è una nuova esperienza, sono stato delegato dal segretario generale della CGIL. Sono venuto stamattina qui per capire cosa è successo e quali sono le situazioni positive che possiamo raggiungere in questo Lei tavolo. pensa che si arriverà a una conclusione positiva? Sono fiducioso. Quale sarà lo stato dell'arte di oggi? Lo stato dell'arte di oggi è quello di aprire un tavolo tecnico dove gli attori del processo che portano alla definizione di ore del PEI si confronteranno per capire qual è lo stato attuale, dove possiamo arrivare e dove dobbiamo arrivare al fine di garantire e tutelare il diritto dei bambini fragili. Quali sono le risorse che avete chiesto alla Regione? Allora, le risorse che necessitano al Comune di Agrigento per il lungo periodo, vuol dire per un intero anno scolastico, rispetto allo stanziamento sono quasi 800.000 euro, cioè quasi il doppio della somma che siamo riusciti a stanziare. È arrivato un bilanziamento dalla parte della Regione circa 10 giorni fa, il 30 di settembre, che stanzia per il distretto D1, del quale fa parte Agrigento, circa 180.000 euro. 160.000 euro. Al Comune di Agrigento spetteranno in quota percentuale, che è circa il 50,2%, 80.000 euro, che sono somme che grazie anche alla tempestività, se è stata già convocata l'Assemblea dei Sindaci, è stata integralmente stanziata a potenziare il servizio ASACOM. È una cifra che non è sufficiente, ma che consentirà nel periodo già da oggi fino a dicembre di ridurre il gap che abbiamo dovuto effettuare per garantire il riavvio del servizio. E in vista della riunione tecnica di questa mattina per trovare una soluzione in favore degli alunni con disabilità, l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano e il direttore della Caritas diocesana Valerio Landri hanno scritto al sindaco Franco Miccichè e all'assessore alla pubblica istruzione Gioacchino Alfano per sollecitare il massimo sforzo al fine di garantire ai bambini e alle famiglie il diritto all'assistenza. Cateno De Luca pronto a fare il numero 2 per un nuovo governo di centrodestra. Intanto è contro il centrosinistra, il servizio da Messina.
Nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, grande folla di assessori e consiglieri per la conferenza stampa di Sud Chiama Nord e del suo leader Cateno De Luca. Si apre una nuova fase, annuncia Cateno De Luca. Io sono pronto a fare un passo indietro, non posso assistere ancora alle contraddizioni. Disponibile a fare un passo indietro per farne 10 avanti. Se si rompe lo schema rinuncio a fare il sindaco di Sicilia. Meglio il numero 2 di un nuovo centrodestra, senza Schifani e Musumeci, senza i vecchi della politica che capo opposizione, se no prenderemo sempre schiaffi. Entro il 2025 decideremo. Chi è rimasto qui ha attraversato il deserto, ora si passerà ad accordi e chi ha resistito sarà premiato. Il leader di Sud Chiama Nord si dice non favorevole alle primarie 6 mesi prima. Faccio il numero 2, ma sì alle alleanze serie. Cateno De Luca poi aggiunge: più soldati e meno generali. Il messaggio è chiaro a tutti. I comitati di Sud Chiama Nord sono il vivaio di uomini e donne che vogliono incidere facendo politica. La poltrona è un mezzo, mentre il fine è il bene collettivo. Siamo amministratori, incidiamo nelle istituzioni, portiamo avanti azioni di governo e dimostriamo che anche in Sicilia si può cambiare. La città di Messina migliora di giorno in giorno, con il centrosinistra collaboriamo all'Ars, ma a Roma no, perché è stato messo un veto alle alleanze con Sud Chiama Nord in Sicilia e a Messina. Basta con il suicidio assistito del centrosinistra, fanno gli oppositori di professione, a noi non interessa. La politica è uno strumento per agire per il bene collettivo, basta a coloro che sono stati fautori dello sfascio della Sicilia. Così non c'è alternativa, questa è un'anomalia da smontare. Poi è intervenuto il sindaco Federico Basile. A livello regionale la vera opposizione sui temi la fa Sud Chiama Nord, afferma. La regione ha perso la battaglia dell'acqua, ora inizia il nostro secondo tempo. Mercoledì il comune di Messina e l'azienda saranno sentiti in 4ª commissione all'Ars. Abbiamo subito attese infinite dalla regione, una battaglia lunga 2 mesi e la cabina di regia e l'assessorato competente mi hanno abbandonato. Valuteremo un'azione legale contro chi ci ha negato l'acqua. Il comune di Messina è stato messo da parte e lasciato solo dalla regione. Quello che vedete è un tratto della via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, soggetto a delle infiltrazioni con l'acqua della condotta che scarica nel sottostante cortile delle palazzine, allagandolo come succede ormai da diversi mesi. Il primo intervento dell'AICA risale allo scorso mese di marzo, quando venne effettuato uno scavo per risalire alla causa, ma inutilmente, visto che nello stesso punto la situazione è peggiorata nelle ultime ore, con alcuni vistosi segni di cedimento della strada. Che si debba provvedere con urgenza non ci sono dubbi. Staremo a vedere cosa intenda fare l'AICA nell'immediato. Nuovo libro di Paolo Cilona, l'intervista di Arturo Cantella all'autore. Dottore Cilona, parliamo di questa presentazione del libro. Il parco nella Valle dei Templi non è nato per caso. Innanzitutto si tratta di una battaglia di civiltà che è stata portata avanti negli anni '80, allorquando la valle era aperta, non si pagava, la gente entrava e si portava anche reperti archeologici, quindi una terra di nessuno. E allora io ho capito che per dare risposta alla promozione e alla valorizzazione del sito bisognava istituire un ente parco. E allora io ho fatto una battaglia, ho raccolto delle firme, ho fatto una protesta di 10 giorni dentro una roulotte. Alla fine però, dopo tanti anni di battaglie, finalmente c'è una realtà che oggi è diretta proprio dalla direzione di Roberto Sciarratti. Noi siamo tutti ben consapevoli che Agrigento raccoglie nel corso della sua stagione oltre 1 milione di visitatori. Quindi sono stato un visionario e sono stato un protagonista di una battaglia a favore della mia città, che amo tanto, e quindi ritengo che questo libro è la raccolta di fatti realmente accaduti e che ho avuto anche la solidarietà delle istituzioni. Non posso dimenticare ad esempio che giornalmente veniva a trovarmi il prefetto di Agrigento Vincenzo Tarzia e altre personalità. Quindi desidero raccontare la storia di questa magnifica lotta che ho portato. Ricordiamo quando sarà presentato e dove? Sarà presentata al Museo Archeologico
il 24 di questo mese alle ore 16:30. Quindi sarà un'occasione per rivedere la memoria e la storia di questo parco. Si svolgerà domani mattina alle 11 a Naro, alla presenza delle autorità, la cerimonia di intitolazione della stazione dei Carabinieri al maresciallo capo Calogero Vaccaro, ucciso dalla mafia il 30 giugno del 1963 a Ciaculli. Il maresciallo Vaccaro era nato a Naro nel 1919. Si sta lavorando per garantire la presenza del comune di Canicattì alla prima fiera interamente dedicata all'uva da tavola, in programma dal 22 al 24 ottobre. L'evento tanto atteso era stato annunciato lo scorso mese di marzo dal sindaco Vincenzo Corvo e dall'assessore Vincenzo Sciabica. E veniamo alla cronaca. Scaduti i termini della custodia cautelare, scarcerati alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare è quanto accaduto per alcuni fedelissimi del superboss Matteo Messina Denaro, morto lo scorso anno. Uomini, insomma, che adesso potranno tornare in libertà. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa era chiamata a rivedere le pene per una serie di imputati. Arrivano così anche alcune scarcerazioni eccellenti. Il venir meno dell'aggravante in Cassazione ha imposto una riduzione della pena che ha determinato la scadenza dei termini di custodia cautelare per Nicola Cardo, Paolo Bongiorno, Filippo Dell'Aquila, Angelo Greco, Calogero Guarino, Vincenzo Lacascia, Giuseppe Tilotta, Antonino Triolo, Raffaele Urso e Andrea Valenti. Nicola Cardo, boss di Partanna al 41 bis, ha avuto uno sconto di pena da 15 a 10 anni. A difenderlo l'avvocato Caracci. C'è poi Calogero Guarino, difeso dall'avvocato Tignini, che dagli 11 del primo grado è passato a 8 anni anche per Giuseppe Tilotta, 9 anni e 8 mesi per Vincenzo Lacascia, capomafia del clan di Campobello di Mazzara, lo stesso paese in cui si nascondeva il boss Messina Denaro. Della stessa città anche il boss Raffaele Urso, che da 18 mesi scende ad 11. Andrea Valenti, parente del boss Bonafede, invece è passato dagli 8 anni ai 7 anni e 6 mesi, Filippo Dell'Aquila da 12 a 8 anni e 8 mesi, Angelo Greco da 8 a 6, 8 anni ad Antonino Triolo, aveva avuto 11 anni e 4 mesi, Bartolomeo Tilotta invece prende 1 anno e 10 mesi per favoreggiamento, Paolo Bongiorno, che aveva avuto 7 anni e 2 mesi, in secondo grado ne ha avuti 6. Il processo, che si celebrava in abbreviato, nasce da un'indagine della DDA di Palermo che coinvolgeva anche il cognato di Matteo Messina Denaro, Gaspare Como, che invece ha scelto il rito ordinario. Como, secondo l'accusa, sarebbe stato designato reggente del mandamento di Castelvetrano. Dall'indagine venne fuori anche una intercettazione in cui il factotum di Como, Vincenzo Signorello, rivendicava la bontà della scelta di Rina di uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo. E così, per esempio, c'è chi comincia a prendersela non tanto con la lentezza della giustizia, ma con il governo, come per esempio Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, che ammette la scarcerazione di 10 presunti fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro imputati nel processo anno zero è un fatto inaccettabile, mentre il governo di destra si riempie la bocca di slogan sulla sicurezza. I loro decreti sulla giustizia si sono occupati di tutto tranne che di fermare veri criminali. Assistiamo così al risultato: mafiosi e loro complici vengono liberati a causa della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Questo stesso governo ha anche ridotto a soli 45 giorni il limite per le intercettazioni, uno strumento cruciale nella lotta alla mafia. Se questa norma fosse stata in vigore prima, Matteo Messina
Denaro, uno dei boss più pericolosi, non sarebbe mai stato arrestato. È il paradosso di questo paese: la destra, che si dichiara paladina della legalità, in realtà indebolisce gli strumenti che permettono di combattere la criminalità organizzata. Un fortino della droga allo Sperone di Palermo, 18 persone arrestate dalla polizia. La Polizia di Stato, a seguito di un'attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Palermo, ha disarticolato un'associazione criminale operativa allo Sperone, dedita allo smercio al minuto di dosi di crack. Dalle prime luci dell'alba è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone, 17 delle quali dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed una del reato di spaccio di stupefacenti. Le indagini dei poliziotti e il commissariato di Brancaccio, che si sono avvalse di sofisticate tecnologie ed attività di intercettazione, hanno documentato migliaia di episodi di spaccio di crack tra il 2020 e il 2022 che avvenivano nei box di un'area condominiale popolare a vasta densità abitativa, caratterizzata dalla presenza di grate e cancelli che limitavano così l'accesso dalle vie esterne, denominate appunto ai cancelli. L'intera area veniva sorvegliata da apposite vedette poste ai piani alti che controllavano così il passaggio delle ronde, attività che ha reso particolarmente difficile le indagini dei poliziotti, che sono comunque riusciti a bucare l'impenetrabilità di questo fortino. Sono state quindi piazzate telecamere nel lembo di periferia sudorientale del capoluogo, tra le più grosse piazze di spaccio dell'intera Sicilia, e sono state documentate in presa diretta numerose cessioni anche nei confronti di acquirenti provenienti da comuni del Palermitano e da altre province. Gli esiti delle indagini, oltre che le singole responsabilità degli indagati, hanno mostrato l'operatività dell'organizzazione ben collaudata e strutturata, la ripartizione dei compiti, la predisposizione di rigide turnazioni di lavoro, l'utilizzo del medesimo luogo di spaccio ed ancora l'automatismo delle prassi di spaccio, la suddivisione dei proventi tra i sodali e la gestione di una cassa comune. Si stima che orientativamente dal 2020 al 2022 l'associazione abbia ottenuto dallo spaccio di stupefacenti circa 50.000 euro di guadagno al mese. Nei pressi di uno dei box condominiali, considerato epicentro di spaccio e luogo di transito giornaliero per decine di automobilisti acquirenti che sostavano pochi secondi per realizzare anche un takeaway del crack, i sodali avevano anche allestito una rivendita illecita di bibite, come diversivo che avrebbe potuto giustificare la presenza di tanti clienti in realtà giunti in quella parte non per bibite ma per droga. Nel corso dell'operazione durata 2 anni circa, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi arresti e sequestri di crack, ottenendo il riscontro delle avvenute singole attraverso anche le audizioni e le confessioni degli acquirenti assuntori fermati a distanza di sicurezza dai luoghi dello spaccio. La Corte d'Appello ribalta il verdetto che riguarda l'inchiesta Mani in Pasta. Vediamo. Un'inchiesta tra le più importanti degli ultimi anni che a maggio del 2020 aveva portato la Guardia di Finanza ad arrestare ben 89 tra boss, gregari, prestanome del clan dell'Acqua Santa di Palermo, compresi componenti della storica famiglia mafiosa dei Fontana. Con la sentenza di primo grado nata dal blitz Mani in Pasta, però emessa con l'abbreviato il 21 ottobre del 2022 dal GUP Simone Alecci, non tutte le accuse erano rimaste in piedi, a cominciare proprio da quella di 416 bis per i Fontana, e il processo si era chiuso con 29 condanne e 38 assoluzioni. Nelle scorse ore, dopo una camera di consiglio durata oltre 9 ore, la quarta sezione della Corte d'Appello ha chiesto però di rivedere proprio il giudizio su 2 dei fratelli Fontana che avevano avuto pene irrisorie, condannandoli invece per mafia. Il collegio, presieduto da Vittorio Anania, ha per il resto sostanzialmente confermato il primo verdetto. In appello gli imputati sono passati da 69 a 57, poiché 10 assoluzioni già sancite in primo grado non sono state impugnate e sono dunque diventate definitive. Le condanne all'esito della sentenza di secondo grado diventano così 30 e le assoluzioni 27. Nel processo si sono costituiti parte civile 2 imprenditori, il comune di Palermo, rappresentato dall'avvocato Ettore Barcellona, e diverse associazioni, Solidaria, FAI,
Antonino Caponnetto, Confcommercio Palermo e Confesercenti, Centro Pio La Torre, SOS Impresa, Sici Industria. Il dato più importante è quello legato alle condanne di Gaetano Fontana, che aveva addirittura tentato di collaborare con i PM, ma che non era mai stato ritenuto credibile, al quale ora sono stati inflitti 11 anni. Stesso discorso per il fratello Giovanni Fontana, al quale sono stati inflitti 10 anni al posto di 1 anno e 8 mesi. Per entrambi i giudici hanno ritenuto sussistente il reato di associazione mafiosa. Ribaltata poi la sentenza per Giulio Biondo, che era stato totalmente assolto e al quale ora sono stati inflitti 8 anni e 3 mesi di carcere, e anche per Gaetano Pilo, che era stato scagionato e al quale ora sono stati inflitti 10 mesi e 20 giorni. La Corte ha poi lievemente aumentato la pena ad alcuni imputati. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Giovanni Antoci e Maria Rosaria Perricone, aveva ricostruito tutti gli affari della cosca, che avrebbe avuto appunto le mani in pasta con infiltrazioni ai cantieri navali, ma anche allo scaro e nel settore delle scommesse, tanto che era anche scattato un sequestro di beni da 15 milioni. Nel blitz erano stati arrestati tutti i fratelli Fontana e anche la madre, Angela. Era stato pure messo in evidenza il ruolo della famiglia Ferrante, che secondo l'accusa avrebbe operato sul territorio per conto proprio dei Fontana. Uno dei fratelli, Gaetano, ad un certo punto aveva deciso di parlare con i PM, chiedendo poi di andare agli arresti domiciliari. La procura non gli aveva mai dato credito, tanto che per lui in primo grado aveva chiesto una condanna a 20 anni senza alcuno sconto. Si era pentito anche il braccio destro dei Fontana, Giovanni Ferrante, le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili dai PM, che avevano infatti chiesto di condannarlo ad 8 anni con la concessione della speciale riduzione di pena prevista per i collaboratori di giustizia, cosa che il GUP Lecci aveva recepito in pieno. Il direttore generale della città metropolitana di Messina, Salvo Puccio, si è dimesso. Vediamo perché. Salvo Puccio, direttore generale della città metropolitana di Messina, comunica ufficialmente la sua decisione di lasciare l'incarico. Dopo aver completato la fase di supporto gestionale, tecnico e amministrativo per cui era stato chiamato a fornire assistenza dirigenziale, Puccio ha presentato le sue dimissioni in accordo con il sindaco. È stata per me un'esperienza altamente formativa e stimolante, afferma Puccio, durante la quale ho avuto l'opportunità di collaborare con un team di grande valore. Ringrazio il sindaco e tutto il personale della città metropolitana per la fiducia e la collaborazione accordatemi, che hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi come la stabilizzazione del personale precario, l'avvio della stabilizzazione del personale ASU, la selezione del personale dirigenziale e la predisposizione dei piani di fabbisogno per le future assunzioni, oltre alla gestione delle attività ordinarie e straordinarie dell'ente. Nella sua comunicazione Puccio sottolinea anche la disponibilità a rimanere in carica fino alla formalizzazione dello scioglimento della convenzione tra il Comune di Messina e la città metropolitana. Tenuto conto della vigenza della convenzione tra il Comune e la città metropolitana e dei tempi necessari a procedere allo scioglimento della stessa, affinché io possa svolgere il ruolo di direttore generale solo presso il Comune di Messina, sono disponibile, ha sottolineato Puccio, a rimanere in carico fino allo scioglimento della convenzione e collaborare nei prossimi giorni per assicurare un passaggio di consegne il più possibile ordinato e privo di criticità, affinché la città metropolitana possa proseguire senza alcun rallentamento nell'importante lavoro che sta portando avanti. Inoltre ha manifestato la propria disponibilità, qualora ritenuto necessario, a svolgere a titolo gratuito il ruolo di consulente, proprio per supportare le attività di competenza della città metropolitana. Ad un mese dalla scomparsa, Palermo ricorda Totò Schillaci. Venerdì il primo appuntamento con una messa che verrà celebrata a San Giovanni Apostolo, il servizio.
La città si prepara a rendere omaggio a Totò Schillaci, eroe palermitano di Italia 90, scomparso lo scorso 18 settembre. Nei prossimi giorni si terrà una serie di eventi per ricordare la vita e la carriera del campione palermitano. Iniziativa che coinvolgerà non solo i tifosi, ma anche i giovani del quartiere e la scuola calcio. Si inizia venerdì pomeriggio alle 17 presso la parrocchia San Giovanni Apostolo. Nel ricordo di Schillaci sarà celebrata una messa, mentre il giorno successivo ci sarà un evento del cuore del quartiere CEP. In via Barisano da Trani, a partire dalle 17, si giocherà una partita fra i ragazzi del quartiere, un'occasione per condividere la passione per lo sport che Totò ha sempre incarnato. Poi verrà svelata una targa commemorativa in onore del campione, accompagnata dalla proiezione di un video che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera. Anche i bambini della scuola calcio avranno un ruolo speciale, con una coreografia di palloncini e la distribuzione di maglie commemorative con l'immagine di Schillaci. Ad estendere l'invito a tutta la cittadinanza è stato il fratello di Totò, Giovanni Schillaci, che ha espresso la sua gratitudine per l'affetto dimostrato dalla città. Non mancherà il coinvolgimento della Curva Nord di Palermo, che renderà il suo omaggio con una coreografia dedicata, esponendo una gigantesca maglia numero 19 in memoria del leggendario calciatore. 18 ottobre presso la chiesa San Giovanni Apostolo al quartiere CEP, dove Totò è cresciuto, assieme ai ragazzi del quartiere si sta organizzando per venerdì alle ore 17 un piccolo evento, un piccolo tributo per ricordare mio fratello Totò, dove ci saranno la presenza di molti bambini, le persone del quartiere. Così tendo a poter invitare chi, qualora volesse far parte di questo evento alla memoria di Totò, a partecipare. Tutti coloro che hanno il piacere sono invitati. E siamo allo sport calcio, un servizio di Carmelo Lentini sui campionati minori. Brillante vittoria esterna dell'Unitas Sciacca, che espugna il campo dell'Accademia Trapani con il più classico dei risultati, vale a dire 0-2, e si avvicina nella parte alta della classifica. Stiamo parlando chiaramente di eccellenza girone A. In vetta in questo girone c'è sempre l'Athletic Palermo, inseguito a ruota dal San Giorgio Piana, che ha superato il forte Città di Gela, che si ritrova adesso a pari punti con lo stesso Unitas Sciacca. E domenica prossima la super sfida tra la compagine agrigentina verde-nero e la capolista Atletico Palermo, in una gara che sicuramente promette scintille. Per quanto riguarda invece il girone C di promozione, il Camarat si conferma capolista, avendo vinto la diretta gara con i cugini dell'Aragona per 2-1. Una gara molto combattuta tra due squadre che sicuramente meritano l'attuale posizione in classifica generale. In vantaggio il Camarat con Vito Lupo al 10°, poi arriva il pari di Gambino e infine il gol vittoria al 71° di Jack Serio. Bombare esterno del Gemini, che impatta sullo 0-0 con il Belpasso. Ha riposato invece il Casteltermini. Camarat, che con questo risultato mantiene la vetta con 2 punti di vantaggio sul Giarre, mentre l'Aragona scivola al 6° posto. Il prossimo turno, la compagine aragonese, ospiterà al Totorusso il Villarosa San Sebastiano. Il Camarat osserverà un turno di sosta, mentre il Casteltermini giocherà il derby fuori casa con il Gemini. E con lo sport abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.